Risparmia con il sole. Da Porrà Energia. L'impianto solare termico da 300 litri è tuo a soli €790 chiavi in mano. Fornitura e montaggio inclusi nel prezzo. Richiedi il sopralluogo gratuito a Porrà Energia. Zona industriale Baccasara Tortolì. Infoline 328 137 89 39. Anche WhatsApp. Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E quando mi riempi di offerte, allora sì che mi sento il carrello migliore del mondo. In offerta mozzarella arborea 3 per 100 grammi a €1,99. Tonno all'olio d'oliva Nostromo 6 per 60 grammi a €3,99. Passata di pomodoro classica Santa Rosa 700 grammi a 99 centesimi. Olio extravergine d'oliva Monini 1 litro a €5,99. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Ah, l'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uff, i capelli. Oddio, i capelli. Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Air. Con il kit per la cura quotidiana di Kerastase, la messa in piega in regalo. 5 prodotti, iniziando con olio e crema nel pre-esposizione, dopo sole con shampoo e maschera e prima di uscire, olio elixir ultime per dare lucentezza. E se ti manca il salone, con l'acquisto del kit, la messa in piega te la regala Amy. Amy Beauty Air. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, a Tortolì. 0782 62 36 84. Vuoi risparmiare sulla bolletta? Con Porrà Energia è il momento giusto. Installa un nuovo impianto fotovoltaico con accumulo e accedi al 40% di fondo perduto. Sì, hai capito bene, il 40% è a fondo perduto. Richiedi il sopralluogo gratuito a Porrà Energia. Zona industriale Baccasara Tortolì. Infoline 328 137 89 39. Anche WhatsApp. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Di Cecche con il nostro notiziario Le News dall'Ogliastra. Oggi partiamo da Lanusei, un nuovo e importante servizio rischia di essere smantellato. Parliamo del servizio di svistamento e distribuzione postale che potrebbe essere presto spostato a Tortolì, lo teme il sindaco di Lanusei Davide Burchi, che ha scritto al prefetto di Nuoro. Abbiamo preso con grande preoccupazione dell'imminente accorpamento dei servizi di smistamento e distribuzione postale di Lanusei e Tertenia presso il centro di Tortolì, previsto per il prossimo 23 giugno, scrive Burchi, una decisione calata dall'alto, non formalmente comunicata agli enti locali, che rischia di aggravare ulteriormente un servizio già oggi segnato da ritardi, inefficienze e discontinuità. Come amministrazione comunale abbiamo chiesto con urgenza al prefetto e a Poste Italiane la sospensione temporanea dell'accorpamento, la convocazione immediata di un tavolo istituzionale dei comuni interessati, le istituzioni e le organizzazioni sindacali, una relazione dettagliata sull'impatto della riorganizzazione. Insomma, si teme la perdita di questo importante servizio, ma dopo alcune ore è arrivata una specie di rassicurazione, se possiamo così chiamarla. Il sindaco ha chiarito che al momento è stato informato che l'accorpamento dei servizi verso il centro di Tortolì risulta sospeso. Una notizia, dice, che accogliamo con favore, pur in attesa però di conferme ufficiali da parte di Poste Italiane. Ancora non c'è nulla quindi di ufficiale. Continuiamo a mantenere alta l'attenzione e a restare in collegamento con le istituzioni e i comuni interessati affinché ogni decisione venga assunta con trasparenza
e coinvolgimento. Nel frattempo rimane valida e condivisa la linea d'azione già presa, questa la linea di Burchi sulle barricate, quindi per la possibile perdita di questo servizio. Noi andiamo avanti invece. Ieri sono arrivate le nuove nomine del vescovo d'Ogliastra di Nuoro, Antonello Mura, al termine infatti del ritiro mensile del clero nei locali del seminario a Lanusei. Il vescovo Antonello ha comunicato le diverse nomine. Dopo un anno che mancava, dopo un anno nella capitale per degli studi, Don Giorgio Cabras torna e viene nominato parroco della parrocchia di Sant'Erasmo a Ierzo. Don Giorgio Cabras per tanti anni è stato direttore Caritas della Caritas della sede di Tortolì, un parroco molto amato dalla comunità, per tantissimi anni alla guida della parrocchia di Stella Maris. Ecco, ora torna e sarà il parroco a Ierzo. Poi un'altra nomina è quella di Don Michele Loi, che sarà parroco della parrocchia di San Pietro a Perdas de Vogu e vicario della forania di Seui. Don Luca Fadda invece nominato parroco della parrocchia di San Giovanni Battista ad Arzana. Don Claudio Razzafindralongo nominato collaboratore per le parrocchie di San Giuseppe a Tortolì, Sant'Elena allo Zorai e Nostra Signora di Monserrato a Girasole. Don Michele Congio invece, oltre ad essere vicario generale, nominato direttore dell'ufficio catechistico diocesano. Nel nominare e nel ringraziare i parroci ha commentato il vescovo Antonello Mura per la rinnovata disponibilità che hanno dimostrato. Il vescovo ha espresso gratitudine per il servizio diocesano svolto in questi anni da Don Mariano Solinas e da Don Luca Fadda nel guidare rispettivamente l'ufficio catechistico e la forania di Seui. Andiamo avanti ora. Nasce la consulta provinciale giovanile dell'Ogliastra, l'iniziativa della commissaria straordinaria Marzia Mameli. Con una lettera si rivolge proprio ai ragazzi e alle ragazze per unirsi a questa importante consulta. Non uno slogan, non è un progetto calato dall'altro. Scrive l'idea di mettere a disposizione uno spazio dove i giovani possano confrontarsi, proporre e agire. Per parlare insieme di questo progetto è stato fissato un primo incontro venerdì 4 luglio alle ore 18 nella sede della provincia in via Mameli a Tortolì. Sarà presente anche il referente regionale giovanile della consulta, che darà tutte le informazioni utili, parlerà delle opportunità e porterà la sua esperienza e potrà rispondere a dubbi o curiosità dei giovani. L'incontro è aperto a tutti i ragazzi e le ragazze. L'unico requisito è avere tra i 16 e i 30 anni. Ci spostiamo ora a Ulassai perché sabato 21 giugno a partire dalle 19 sarà inaugurato ufficialmente il Borgo dell'Arte insieme alla prima mostra della Residenza Internazionale d'Artista Legarti affidata allo studio Fionda di Torino, un appuntamento che per il comune rappresenta l'inizio di un percorso di rigenerazione culturale autentica, capace di intrecciare arte contemporanea, ospitalità, paesaggio e comunità in un dialogo profondo. Ma per parlare meglio di questa iniziativa, insomma del Borgo dell'Arte, abbiamo il piacere di avere in video collegamento con noi il vice sindaco del comune di Ulassai, Luigi De Ida. Buongiorno vice sindaco. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, ci racconta di quest'altra ennesima iniziativa, insomma Ulassai Fucina d'Arte, ormai tra mostre una dopo l'altra. Ora il Borgo dell'Arte è la prima residenza internazionale d'artista. Ci racconta insomma questo ennesimo progetto promosso dal comune. Sì, il Borgo dell'Arte è una struttura che verrà inaugurata sabato 21 giugno alle ore 19. Questa inaugurazione sarà una duplice inaugurazione, perché ci sarà sia diciamo l'apertura al pubblico del Borgo dell'Arte dopo 20 anni che la struttura è rimasta chiusa, quindi che è stata completamente ristrutturata con i fondi PNRR, e sarà anche l'occasione di inaugurare le residenze d'artista.
Queste residenze internazionali d'artista dal nome Legarti, già dal nome, già il nome diciamo, vuole esprimere due concetti molto importanti: il legame tra il territorio e l'arte e il vero e proprio atto di legare attraverso la creatività e la partecipazione. E inoltre non può che non esserci il riferimento a Maria Lai, che con la sua arte è stata capace di legare, di connettere le persone, i luoghi e le memorie. Quindi con queste residenze d'artista cosa si vuole fare? Si vuole valorizzare il patrimonio, ulteriormente valorizzare il patrimonio culturale e naturale di Urassai. Gli artisti che sono stati selezionati in modo molto accurato e puntuale dovranno realizzare delle opere che siano in grado di dialogare con il contesto naturale e artistico del borgo. Quindi tutte le residenze avranno come output un'opera d'arte che può essere tangibile o intangibile, che verrà lasciato alla comunità. Il primo è stato proprio Fionda, che ha iniziato dal 12 giugno, se non sbaglio, la prima. Il 12 giugno, esatto. E la mostra inaugurale... Sì. La mostra inaugurale verrà presentata come output proprio sabato 21 giugno alle ore 19, dal nome Cartografia dell'imprevisto. Ci saranno anche dei laboratori tematici la mattina, che verranno svolti sempre dallo studio Fionda, che saranno aperti a chiunque vorrà partecipare. Saranno un numero limitato, però diciamo che anche i laboratori partecipativi sono un modo di connettere la popolazione, chiunque voglia diciamo cimentarsi con l'arte. Assolutamente, voi state riprendendo proprio perfettamente e rinnovando l'insegnamento e l'arte di Maria Lai con questo nuovo modo di legarti e di legarsi al paese e alla comunità. Esatto, ci stiamo provando, speriamo di farlo nel miglior modo possibile. Sicuramente l'insegnamento e le memorie di Maria Lai sono una risorsa, un patrimonio fondamentale per il paese. Queste residenze d'artista si susseguiranno, questo progetto, se non erro, proseguirà fino a marzo, saranno diverse che si alterneranno in questi mesi? Sì, esatto, sono già iniziate e si protrarranno fino probabilmente anche oltre marzo 2026, marzo-aprile 2026. Volevo chiudere con invece passando al grande successo che ha avuto la mostra Miró incontra Maria Lai, il fascino della sorpresa, perché ho saputo che il CAMU, che è la stazione dell'arte, hanno accolto già 6.000 visitatori, e proprio per questo la mostra è stata prolungata. Esatto, è stato un vero e proprio successo. Miró, che dialoga con Maria Lai, quindi due artisti di fama internazionale che si sono incontrati, diciamo. L'abbiamo prorogata proprio in occasione della vista del grande successo che ha avuto. Abbiamo accolto oltre 6.000 persone, 6.000 visitatori, quindi sono numeri non banali, non da poco per una realtà assolutamente diciamo, così piccola come la nostra. Veramente, state facendo tantissimo. Io la ringrazio a vice sindaco Luigi De Ida. Sicuramente grazie a voi. Ci risentiremo per nuovi aggiornamenti e per parlare dei vostri progetti. Grazie mille, buon lavoro. Molto volentieri, grazie, buon lavoro. Ecco, abbiamo ascoltato nelle parole del vice sindaco Luigi De Ida, insomma, quest'altro un ulteriore progetto a livello artistico del comune di Urassai con il Borgo dell'Arte, che verrà inaugurato proprio sabato con le residenze d'artista internazionale, insomma, e poi sulla mostra Miró incontra Maria Lai con un successo strepitoso. Noi andiamo avanti invece e chiudiamo con un altro appuntamento culturale, perché di cultura non si parla mai abbastanza, e noi
Ci spostiamo a Barisardo perché domani alle 20:30 al MAB si inaugura la mostra retrospettiva Michele Mulas, ritorno a Gardalis, a cura di Caterina Ghisu, Simone Mereu, Nicoletta Zonchello, con il progetto grafico e l'allestimento di Marta Cincotti. La mostra è in programma al MAB di Barisardo da sabato 21 giugno al 31 agosto, ma verrà appunto inaugurata domani, venerdì 20 giugno alle 20:30. Racconta l'opera e la biografia di Michele Mulas, nato a Barisardo nel 1936, scomparso nel 2002 a Milano, artista a lungo dimenticato, spesso eclissato dalla fama internazionale di Jorge Hilson, poeta e artista peruviano al quale lo ha legato un'amicizia profonda. La retrospettiva è costruita attraverso oltre 40 opere inedite provenienti dal Centro Studi Elsen di Firenze, da collezioni private e alle quali si aggiunge anche un corpus fotografico di inestimabile valore documentario. Dopo gli esordi negli anni 70, Michele Mulas si trova a vivere e operare in un contesto storico, quello degli anni 80-90 del Novecento, sempre più globalizzato. Sono decenni in cui l'arte si ibrida con i nuovi media, segnale di una rivoluzione tecnologica imminente. Le opere di Mulas risentono appunto di questi processi storici, senza dimenticare il rapporto però vivificatore tra passato e presente, tra le radici culturali dell'artista, ovvero la Sardegna arcaica e le civiltà precolombiane conosciute grazie al sodalizio con l'amico Eilson, stimoli culturali che tramutati in arte danno origine a una strana combinazione di simboli e segni, spiegano i curatori della mostra, che tessono un dialogo interculturale tra civiltà plurimillenarie e maestri dell'arte contemporanea amati da Mulas. Insomma, con questa mostra il comune di Barisardo e il centro d'arte MAB intendono rendere omaggio a uno dei suoi più testimoni più autentici e poetici, contribuendo a riscoprire la profondità e l'originalità del suo percorso artistico. Questa è la mostra retrospettiva Michele Mulas, ritorno a Gardalis, che sarà visitabile per tutta l'estate. Io chiudo con questa notizia, il notiziario di oggi. Prima di lasciarvi però vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 20:30, c'è Nero su Bianco con Giusy Ferreri, si parlerà di turismo, luci e ombre. Giusy lo farà con operatori turistici e con amministratori. Mi raccomando, non mancate alle 20:30 su Radio Stella. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.